Tornano a salire i contagi in Calabria nelle ultime 24 ore, 318 casi e 6 morti. Operativo da oggi l'ospedale da campo montato a Bagliolisi a Cosenza nel tardo pomeriggio e il trasferimento dei primi pazienti. Pronti a fare i tamponi i medici di famiglia, ma si attende il via libera dalla regione da 2 settimane. Rosalbino Cerra: si è perso tempo prezioso. Didattica in presenza sospesa a Corigliano Rossano fino al 5 dicembre, dopo che 10 bambini sono stati contagiati nell'ultima settimana. In 72 ore si è registrato il triplo dei casi. Firmato il decreto per indire le elezioni, sciolta la riserva, si voterà il 14 febbraio per il rinnovo del Consiglio regionale. A Catanzaro commercianti divisi sulla riapertura, c'è chi punta sull'effetto Natale per le vendite e chi invece aspetta i ristori. Buonasera dalla redazione del TG10. In apertura il punto sui contagi con il consueto bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore 318 nuovi casi e 6 decessi. Tornano a salire i contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono 318 i nuovi casi positivi su 2.298 tamponi. La percentuale tra tamponi fatti e positività riscontrata è 4 volte superiore alla media. L'area dove si registrano più contagi è il Cosentino. Nel dettaglio, i casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 165, a Catanzaro 27, nessun contagio a Crotone e Vibo Valentia e a Reggio Calabria 125 casi. Aumentano i ricoveri in reparto, 417, 17 in più rispetto a ieri, mentre sono 40 i degenti in terapia intensiva. 6 i decessi in un giorno, che portano il totale a 301 vittime. Ed è operativo da oggi l'ospedale da campo realizzato dall'Esercito nell'area di Vagliolisi a Cosenza. Nel tardo pomeriggio di oggi è stato trasferito il primo paziente. Entra in funzione oggi l'ospedale da campo allestito nell'area di Vagliolisi a Cosenza. I primi 2 pazienti sono stati trasferiti dal pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata, seguendo le linee guida tracciate durante la riunione di coordinamento tenutasi questa mattina tra il colonnello medico Michele Tririco e la direzione sanitaria dell'ospedale di Cosenza. Saranno i pazienti non critici a essere curati all'interno del padiglione ospedaliero militare, anche se in caso di necessità sono disponibili 3 posti di terapia semi-intensiva. Siamo pronti, abbiamo operato per fornire il massimo supporto possibile all'ospedale Annunziata e alla popolazione di Cosenza. Abbiamo allestito in tempi brevi la struttura ospedaliera, sono disponibili 40 posti letto, più 3 in terapia subintensiva, e oggi pomeriggio, in tardo pomeriggio, avremo i primi pazienti ricoverati. In un ambiente di massimo rispetto e collaborazione abbiamo stabilito tutte le modalità esecutive per il trasferimento dei pazienti, il trattamento dei pazienti e i servizi che ci verranno resi dall'azienda ospedaliera. È attivo già da 8 giorni invece il laboratorio di virologia, che processa fino a 160 tamponi nelle 24 ore, 900 i test analizzati per conto dell'ASP in questa prima fase. È la prima che abbiamo schierato, è la prima che è diventata prontamente operativa. Forniamo supporto all'ASP di Cosenza che ci porta i tamponi da processare, quindi i tamponi vengono analizzati nel nostro laboratorio campale, i risultati vengono inviati al Policlinico Militare Celio di Roma, refertati, e in 24-48 ore viene inviato tutti i risultati all'ASP di Cosenza. L'ausilio dell'ospedale da campo permetterà di allentare la pressione sull'hub cosentino, che soprattutto qualche settimana fa, prima dell'apertura di nuovi reparti all'interno e in provincia, era andato in sofferenza con una 50ina di pazienti in pronto soccorso in attesa di un posto. Nella struttura militare di Vagliolise, oltre all'attrezzatura all'avanguardia, anche personale adeguato alle necessità per numero e qualità. Tutto personale militare dell'esercito, ci saranno 8 medici, compreso il direttore che è un anestesista e un farmacista. Ci saranno 12 infermieri, del personale operatore sociosanitario e operatore logistico di sanità, che è una figura professionale prettamente militare. E a Crotone il sopralluogo di Gino Strada all'ospedale da campo che sarà gestito da Emergency.
Ecco il sopralluogo effettuato stamani da Gino Strada nell'ospedale da campo montato davanti al nosocomio di Crotone per ospitare i pazienti Covid, un sopralluogo durato circa mezz'ora. Il fondatore di Emergency, associazione che gestirà l'ospedale tendato da 20 posti letto montato dalla Protezione Civile e dall'Esercito, ha svolto una verifica della struttura insieme al direttore generale facente funzione dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone, Francesco Masciari, e al direttore sanitario dell'ospedale di Crotone, Lucio Cosentino. Strada ha anche parlato a lungo con il responsabile del reparto Covid, Gaetano Mauro. Gino Strada ha spiegato poi i problemi che ha registrato in Calabria. È una regione, ha detto, che soffre di una cattiva gestione, di una progressiva distruzione della sanità pubblica. Questo credo sia quello che dobbiamo cercare di ricostruire. Certamente, ha aggiunto, non penso che potremo farlo noi in una settimana, però bisogna andare in questa direzione. Secondo il fondatore di Emergency, dunque, c'è bisogno di una forte sanità pubblica per rispondere ai bisogni della popolazione. Serve una rivoluzione, ha detto. Io non abolirei la sanità privata, poi aggiunto, ma dico che la sanità privata deve svolgere il proprio ruolo con i propri soldi e non con quelli della sanità pubblica. Il legame, ha sottolineato, è da spezzare. E torniamo sui contagi, il punto nel servizio. A Villa Bianca di Aprigliano si attendono i risultati dell'ultimo ciclo di tamponi molecolari effettuato ieri, ma già da domenica gli esiti dei test antigenici hanno rivelato che all'interno della clinica permane la positività di 3 pazienti asintomatici, mentre gli altri soggetti positivi, che fanno parte del personale, sono gestiti dall'ASP e curati a domicilio. Purtroppo la clinica ha pagato un prezzo molto alto. Sono stati 5 decessi tra gli ospiti della struttura, altri 6 degenti in condizioni gravi erano stati trasferiti nei giorni scorsi in ospedale. Le buone notizie riguardano la negativizzazione di alcuni degenti che hanno superato la malattia. A Mormanno e Lainoborgo le altre strutture attenzionate. Da monitorare anche la situazione nelle scuole, che salvo ordinanze sindacali hanno riaperto le porte a bambini e ragazzi. Istituti ancora chiusi a Cogliano Rossano, dove comunque nell'ultima settimana sono stati contagiati 10 minori. Intanto si registra la richiesta partita da un gruppo nutrito di genitori del territorio di Rende che si rivolgono al sindaco Marcello Manna e propongono la DAD integrata con didattica in presenza ma in classi ridotte. A Cosenza prevista per giovedì alle 10 una manifestazione di genitori contrari alla didattica in presenza che si riuniranno in Piazza dei Bruzzi per sollecitare un cambio di direzione da parte del sindaco della città. Come dicevamo, nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati registrati 6 decessi e a Castrovillari si registra anche la prima vittima del coronavirus. In una settimana in Calabria registrati 60 decessi per coronavirus. Nelle ultime 24 ore morti 6 pazienti, 4 a Cosenza, 1 a Catanzaro e 1 a Crotone, e si registra la prima vittima a Castrovillari. Si tratta di un 65enne ricoverato da 13 giorni all'Annunziata di Cosenza. Un lungo calvario per l'uomo. Era risultato positivo al Covid dopo le dimissioni da una struttura riabilitativa di Mormanno, dove era stato ricoverato dai primi di ottobre a seguito di un intervento chirurgico all'anca. Anche Saracena piange la prima vittima del Covid. Si tratta di un uomo che si trovava ricoverato all'ospedale di Cosenza. Deceduto all'Annunziata anche un 94enne di Mormanno. L'anziano proveniva dalla residenza per anziani di Laino, interessata da un focolaio nelle scorse settimane. Intanto a Lainoborgo il sindaco Mariangelina Russo dispone che chi entra da fuori regione dovrà trasmettere copie di un referto di negatività al Covid. L'ordinanza viene motivata come necessaria per tutelare la salute pubblica e prevenire eventuali situazioni di pericolo con l'approssimarsi del periodo delle festività natalizie che potrebbe registrare il rientro di molti cittadini che lavorano fuori regione. Primo incontro formale negli uffici della cittadella Catanzaro tra il neocommissario alla sanità Guido Longo e il presidente facente funzione Nino Spirlì. Il capo della giunta ha detto: siamo disponibili alla collaborazione. Longo ha parlato anche di collaborazione e sinergia. Il primo giorno in Calabria del neocommissario Longo coincide con l'incontro con il presidente facente funzioni Spirlì, un colloquio amichevole nell'ufficio della cittadella per gettare le basi sul nuovo corso e sul lavoro sinergico fra struttura commissariale ed ente istituzionale. Ci aiuteremo a vicenda.
La collaborazione dunque è alla base di questa nuova fase. Spirlì dopo l'incontro si dice tranquillo e sereno. Bisogna che si lavori tutti quanti insieme con la disponibilità anche della gente di Calabria. Poi sulla scelta di Longo per guidare la sanità alle nostre latitudini, sentite cosa dice il Presidente. Sono convinto che già dai prossimi giorni, dalle prossime settimane, le novità saranno una dopo l'altra bene accette per quanto riguarda i nostri corregionali. Quello che chiedo è finalmente una disponibilità, ripeto, di tutti. Ma ecco, quali sono le priorità del nuovo commissario? Vogliamo un aumento del target della qualità delle prestazioni sanitarie a ragion veduta. Parliamo adesso della questione dei tamponi che potranno essere effettuati presso gli studi dei medici di famiglia. Il segretario regionale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, Rosalbino Cerra, ai nostri microfoni dice: attendiamo un'accelerata dopo l'insediamento del nuovo commissario Longo. 15 giorni fa la Federazione dei Medici di Medicina Generale ha sottoscritto un accordo con la Regione con il quale si impegnava a procedere all'esecuzione dei tamponi per favorire il tracciamento del Covid-19. Dopo 2 settimane, tuttavia, non è accaduto nulla. L'ufficio del commissario deve pubblicare infatti l'accordo che altrimenti non diventa operativo. Ora, noi abbiamo firmato un accordo regionale che recepisce l'accordo nazionale e che consente ai medici di fare i tamponi ai pazienti che hanno determinate condizioni di rischio, no? Oppure anche in aiuto al Dipartimento di Igiene. Chiaramente salvaguardando i medici, le dottoresse che sono in gravidanza, i medici che hanno patologie croniche, che hanno patologie oncologiche, però sostanzialmente dando la possibilità ai medici e ai cittadini soprattutto di avere un tampone diciamo gratuitamente, insomma, no? Soprattutto pensiamo ai cittadini e alle fasce più deboli. Questo è stato firmato da 15 giorni, però siamo stati senza commissario per 15 giorni, adesso il commissario si è insediato ieri e speriamo che lo pubblichi il prima possibile, perché per avere effetto un contratto firmato deve essere poi pubblicato. Mi spiego? È stato firmato da 2 settimane, deve essere pubblicato per diventare operativo. Nel momento in cui sarà operativo, io penso che nel giro di 10 giorni massimo saremo nelle condizioni di poterlo fare, ma questo dipende chiaramente dalla protezione civile che deve inviare ai medici i tamponi. Il fatto organizzativo non dipende dai medici, dipende chiaramente dalla protezione civile. Aumentano i contagi a Corigliano Rossano, le scuole rimarranno chiuse fino al 5 dicembre, decisione assunta dal sindaco Stasi dopo un incontro con i vertici del Servizio Igiene e Prevenzione. A Corigliano Rossano, scuole chiuse fino al 5 dicembre per contagi che si sono verificati all'interno di un istituto scolastico. L'ordinanza è firmata dal sindaco Stasi. Quando è stata deliberata la zona rossa avevamo pochissimi casi giornalieri, quando saremmo dovuti entrare in zona arancione avevamo in realtà 50-60 casi giornalieri, per cui abbiamo ritenuto opportuno evitare ulteriori occasioni di contagio. Devo dire che le scuole si sono comportate molto bene in questi mesi, hanno lavorato per garantire gli spazi, però anche come ci dice questa nota dell'ASP ci sono stati alcuni contagi, io ne avevo contezza di qualcuno, è una delle ragioni per le quali avevo chiuso precedentemente le scuole. Nella lettera dell'azienda sanitaria mi confermano che non c'è stato un focolaio in una scuola, non c'è niente di allarmante. Nella seconda ondata pandemica di queste settimane, che è stata importante, ci sono stati anche dei nostri ragazzi che sono risultati poi positivi al test del coronavirus, così come ci sono stati anche dei docenti o degli operatori scolastici. È una delle ragioni per le quali, in attesa che questa curva scenda, come si suol dire in questi mesi, ho ritenuto opportuno evitare ulteriori occasioni, perché comunque le scuole, essendo dei luoghi in cui
ci sono centinaia di persone, sono oggettivamente un'occasione. Sento continuamente in tutta la regione, a dire la verità, forse in tutta Italia, di manifestazioni pro o contro. Voglio dire una cosa, condivido la nota dell'ANCI di questa mattina, non è che ci sono sindaci che non vogliono che i nostri ragazzi vadano a scuola e altri sindaci che invece lo vogliono. Ci sono delle situazioni specifiche. Come ho detto, noi ci siamo trovati di fronte a un paradosso. Nella zona rossa avevamo 3 casi al giorno, nella zona arancione avevamo 50, è evidente che le normative nazionali servono per creare una cornice in cui poi però ogni sindaco si deve assumere la responsabilità come autorità sanitaria di assumere delle decisioni e i sindaci ritengo che lo facciano sempre con grande senso di responsabilità. Firmato il decreto per indire le elezioni, sciolta la riserva, si voterà il 14 febbraio per il rinnovo del Consiglio regionale. Adesso c'è la delibera e almeno sul piano formale i calabresi sanno che c'è una data precisa per andare a votare, il 14 febbraio. Sì, proprio il giorno di San Valentino, quello dell'amore, quello che forse è venuto a mancare tra la politica e i calabresi, stanchi, arrabbiati e per certi versi delusi. Ma la politica non si ferma, osserva, analizza e progetta. Speriamo che le consultazioni possano svolgersi tranquillamente, anche se fortemente legate all'andamento dell'epidemia. Tra qualche giorno cominceranno a fare capolino i primi volti, i primi progetti e le prime ambizioni. Certo, non c'è molto tempo a disposizione, visto che è il 14 febbraio dietro l'angolo. Resta un'incognita come si svolgerà la campagna elettorale, via Skype, Facebook, Twitter, ricorrendo ai webinar. Possibile, ma questi strumenti della nuova comunicazione fanno a cazzotti con la politica che necessita di altro, calore, condivisione, partecipazione. Come sono lontani gli anni dove si decideva tutto nelle sezioni e i leader, o presunti tali, si misuravano con la piazza. Ma questa è un'altra storia, retaggio ingiallito del mondo di ieri. La Calabria si gode la zona arancione e la riapertura degli esercizi commerciali, ma non tutti si dicono favorevoli a questa ripresa dell'attività. Sono divisi i commercianti e i ristoratori di Catanzaro dopo la riapertura prevista per la zona arancione. C'è chi spera in una ripresa in vista del Natale. Si respira quell'area di libertà, se così possiamo dire, quella voglia di fare gli acquisti per Natale, si sente un po' più di armonia in questo senso. Un ulteriore lockdown potrebbe essere veramente un po', non voglio sembrare molto pessimista, però catastrofico per le realtà commerciali, perché chiudere ogni 2 o 3 mesi, non poter lavorare diventa veramente difficile poi da gestire. I clienti hanno risposto bene, nel senso che comunque ci sta abbastanza gente, anche perché hanno approfittato un po' del Black Friday e quindi comunque l'opportunità di acquistare i primi capi, diciamo, invernali col saldo. C'è chi ha paura del futuro, che è incerto un po' per tutti, e poi chi ovviamente ha la tranquillità economica di uno stipendio mensile fisso, e quindi quello lì è comunque la chiave positiva di chi lavora nelle istituzioni pubbliche o comunque posti fissi. E chi invece la considera una sorta di contentino. I ristori tardano ad arrivare e nonostante si rispettino le prescrizioni si fa fatica ad andare avanti. Noi come commercianti del settore abbigliamento, pelletterie e gioiellerie non abbiamo ricevuto neanche il secondo ristoro che bisognava dare, cosa che hanno ricevuto bar e ristoranti. È stato deliberato il giorno 6, ma siamo al 29. Ci hanno fatto mettere tavoli divisori, plexigas, distanze di sicurezza, ci hanno fatto mettere tutto e restiamo di nuovo punto e da capo. Quindi, cioè, voglio dire, è un'incognita, cioè non si capisce, è una tramontana, un tormento, quello che non si riesce a capire, chi la pensa in un modo, chi la dice in un altro, però ovviamente è deleteria la cosa, francamente anche come personale, come dipendente, cioè io a passare del tempo a casa o al lavoro così e trovarmi inefficiente, io che ero abituato e sono abituato a determinati ritmi, per me sta diventando veramente qualcosa di insostenibile. La Giunta porta la questione precari in Consiglio regionale dopo la protesta di ieri davanti la cittadella. Vediamo.
Sono 209 i precari della legge 12 che ieri in serata hanno inscenato una protesta bloccando la strada di accesso alla cittadella regionale. La Giunta nel corso della seduta di ieri ha approfondito la questione relativa al processo di stabilizzazione, decidendo poi di sottoporre la questione al Consiglio regionale per il pronunciamento. Ma sentite cosa dicono i sindacati. Per quanto ci riguarda è assolutamente incomprensibile questa richiesta di approfondimento a poche ore dalla scadenza dei termini. Ci viene detto che potrebbe essere un problema di legittimità, nel senso che potrebbe essere un atto di straordinarietà anziché di ordinarietà. Bene, se così fosse e se ne fosse accorto a 2 ore dalla scadenza dell'ultima giunta, saremmo di fronte ad un'ordinaria follia da parte della giunta regionale. Ci aspettiamo che nel frattempo si possa arrivare quantomeno a recuperare il dialogo, che fino adesso, bisogna dire la verità, almeno ad oggi non si capisce perché si è interrotto in questo modo. Non ci possiamo fermare qui, non ci possiamo rassegnare, perché il diritto di tenere sulla corda delle persone non è concesso a nessuno. Noi dobbiamo dare delle risposte e soprattutto dobbiamo dare certezza, come dicevo prima, e dobbiamo rassicurare le persone rispetto alle promesse e all'impegno che il Dipartimento aveva assunto portando a termine il proprio lavoro, ma che la Giunta nella sua interezza non ha purtroppo suggellato. Indagine della Procura di Reggio Calabria sul mancato potenziamento delle terapie intensive. Mancato potenziamento della rete ospedaliera, o meglio di quei reparti che risultano necessari per fronteggiare l'emergenza Covid. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta per conoscere i motivi dei ritardi o addirittura della non realizzazione di obiettivi con scadenza a brevissimo termine che erano stati prefissati nell'azione di lotta al Covid-SARS-2. L'indagine ha avuto un'accelerazione proprio in questi giorni, infatti una copia del programma di ampliamento varato il 18 giugno scorso con l'approvazione dell'allora commissario generale Cotticelli, programma che prevedeva il rafforzamento degli ospedali di Locri e Poliste nell'assunzione di personale, è stata acquisita dagli inquirenti. Si vuole capire cosa abbia impedito la realizzazione dei contenuti di quel piano, sul quale si puntava molto, bisogna dire. L'indagine tocca anche le USCA, le unità speciali di continuità assistenziale che sarebbero dovute partire per la gestione dei pazienti Covid nel proprio domicilio. Non sono mai partite secondo quanto risulta, sebbene, lo ricordiamo, molte USCA siano già attive sul territorio di Reggio e province. A tale proposito ricordiamo che proprio recentemente nel TG10 abbiamo parlato dell'USCA della Locride, c'è una sola ed è attiva 12 ore al giorno, produce molto ma non può bastare ovviamente. Verifiche dei NAS sulla regolarità di analisi molecolari, antigeniche e sierologiche finalizzate all'accertamento dell'eventuale positività al Covid sono in corso su tutto il territorio nazionale, riscontrate irregolarità anche in 2 laboratori calabresi, a Catanzaro e a Reggio Calabria. I carabinieri del NAS in azione a Catanzaro e Reggio Calabria. Nel corso dell'ultima settimana, infatti, il Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministro della Salute, ha ispezionato 285 aziende e laboratori di analisi privati e convenzionati e altre strutture similari operanti nel commercio e nell'erogazione di test. In Calabria, irregolarità riscontrate a Catanzaro e a Reggio Calabria. In particolare, i NAS di Catanzaro hanno denunciato il responsabile di un laboratorio di analisi accreditato a cui si contesta di aver utilizzato nelle attività diagnostiche dei reagenti chimici scaduti di validità. Nel corso del controllo sarebbero state accertate inoltre delle carenze igienico-sanitarie strutturali e la mancata adozione delle misure protettive preventive nei luoghi di lavoro in materia di contenimento. Sono state sequestrate 877 fiale di reagenti e diagnostici in vitro scaduti di validità, il cui valore ammonta a 4.500 euro. I NAS di Reggio Calabria hanno invece individuato un centro di analisi cliniche accreditato che avrebbe seguito test rapidi per l'accertamento della positività al Covid senza autorizzazione e senza i relativi requisiti funzionali, oltre che avendo utilizzato reagenti chimici scaduti. Anche in questo caso sono stati sequestrati 17 reagenti irregolari, il cui valore complessivo ammonta a 1.000 euro. Il legale responsabile, un tecnico di laboratorio non iscritto tra l'altro al relativo albo, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Vediamo come ha chiuso oggi la borsa.
Chiusura positiva per le borse europee, sostenute nel finale anche dalla buona intonazione di Wall Street. Moderna ha confermato un'efficacia del 94,1% del proprio vaccino, chiedendo alle autorità di regolamentazione le autorizzazioni necessarie in Europa e negli Stati Uniti, mentre Pfizer e BioNTech hanno domandato il via libera all'UE per la distribuzione, aggiungendo di poter consegnare le prime dosi poche ore dopo l'approvazione. Nel frattempo, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha messo in guardia sul fatto che l'economia USA rimane danneggiata in uno stato di incertezza, nonostante i passi avanti nella lotta alla pandemia. L'Ocse ha stimato una crescita del 3,6% per il PIL del vecchio continente nel 2021, mentre prevede un tasso di disoccupazione italiano in rialzo al 9,4% nel 2020 e all'11% il prossimo anno. L'Istat si attende una contrazione dell'economia dell'8,3% quest'anno. Intanto la lettura finale del PIL italiano del terzo trimestre ha evidenziato una crescita del 15,9% rispetto al trimestre precedente ed è diminuito del 5% nei confronti del pari periodo 2019. La stima preliminare indicava un più 16,1% su base trimestrale e un meno 4,7% tendenziale. Così il FTSE MIB di Milano ha terminato la seduta con un progresso dello 0,2%, rialzi più marcati invece per il FTSE 100 di Londra a più 1,9%, il CAC 40 di Parigi a più 1,1%, il DAX di Francoforte e l'Ibex 35 di Madrid a più 0,7%. Nel frattempo, sul Forex, il biglietto verde si indebolisce nei confronti delle altre valute, con il cambio euro-dollaro balzato a 1,205 e il dollaro-yen poco mosso a 104,3. Tra le materie prime in ribasso le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,8% a 47,5 dollari e il VTI a meno 1,4% a 44,7 dollari. Sull'obbligazionario il BTP Bund si attesta a 119 punti base, con il rendimento del decennale italiano in rialzo allo 0,67%. Tornando a Piazza Affari, in forte calo Unicredit a meno 8% dopo la notizia che Jean-Pierre Mustier lascerà la carica di CEO alla fine del suo mandato ad aprile 2021. In rosso anche Amplifon a meno 3,55%, Campari a meno 2,5%, Recordati a meno 1,9% e Snam a meno 1,8%, mentre avanzano STM a più 4,5%, Intesa San Paolo a più 2,75% e Atlantia a più 2,7%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Il meteo in chiusura. Ben ritrovati da Meteo in Calabria, nuvolosità sparsa alternata ad ampie schiarite ed occasionali brevi piovaschi. Sarà questo in sintesi il tempo delle prossime 48 ore, prima dell'arrivo di una nuova perturbazione. Domani possibilità di piovaschi su Alto Tirreno al mattino, altrove cielo generalmente velato. Tendenza a peggioramento in serata sul basso versante ionico. Temperatura in temporaneo aumento. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani moto ondoso in generale aumento, con mari che diverranno mossi o localmente molto mossi, venti moderati da scirocco. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.